Diciamo che vengo qua a rappresentare l'interesse dell'università come una delle componenti regionali di crescita in un settore, l'ICT, che vede per la Sardegna stessa un momento di qualificazione a livello nazionale, una potenzialità di crescita dalla quale sicuramente come contributo l'università non può esimersi. Ma alla fine qual è lo stato di salute dell'ICT e del digitale dentro il rettorato di Cagliari? Direi piuttosto buono, nel senso che il numero dei corsi triennali che abbiamo, che sono 2 tra informatica e ingegneria, quelli magistrali sempre di informatica e di ingegneria elettrica e elettronica, i master che abbiamo, 2 dottorati di ricerca, una richiesta notevolissima, basti pensare che abbiamo avuto parecchie centinaia di domande per l'ingresso alla triennale di informatica, avendo noi pur raggiunto il numero massimo di classe di 150, quindi purtroppo questo vuol dire in qualche modo anche selezione, ma grande attenzione. Come sarà l'approccio dell'università per i programmatori di domani? L'approccio deve essere differente, deve essere legato al territorio, deve essere coerente con le esigenze anche che il territorio ha, mi riferisco a quelle di ordine aziendale, quindi stare attenti sia a una qualificazione di base che poi possa legarsi all'università con primi corsi di specializzazione in uscita dagli istituti superiori, alle 2 lauree, quindi una prima qualificazione con la triennale e una più specialistica con la magistrale, sino alle eccellenze di ricerca con il dottorato e le altre iniziative che abbiamo in cantiere, non ultime quelle delle start-up e del C-Lab. Professore, la sua opinione sul rapporto dipartimenti, imprese e innovazione? Da questo punto di vista devo dire che l'Università di Cagliari, che sostanzialmente ha diciamo nella sua terza missione, quella di contatto col territorio, al di là di quelle che riguardano l'innovazione e la ricerca in senso stretto e quelle che riguardano la didattica, è molto forte. I rapporti con le aziende aumentano di continuo e annuncio oggi, ma immagino sia anche già abbastanza noto sul territorio, che il 5 e il 6 novembre al Cesar l'università con tutti i suoi gruppi di ricerca si presenta al territorio e attira le aziende. 2 slot temporali particolari di grande valore sono proprio sull'ICT. In un tweet un augurio per tutti gli studenti universitari del rettorato cagliaritano. Attualmente la Sardegna sta al 7° posto tra le start-up e diciamo, tra le migliori realtà regionali del Mezzogiorno d'Italia. L'augurio di arrivare molto più in alto.